Grazie a tutti. Io sono Giacomo Ravesi e sono stato chiamato appunto da Chiara a poter introdurre così semplicemente la sua pubblicazione. Quello che mi sembra molto interessante del volume è che Chiara fa una scelta, diciamo, coraggiosa nell'editoria, diciamo, nella pubblicistica cinematografica contemporanea, perché sempre meno sono le opere che si fondano su un aspetto, diciamo, teorico del cinema, sostanzialmente. Al centro del libro c'è questo concetto che può sembrare ai più magari astruso, ma poi Chiara riesce invece facilmente a dispiegarlo nel volume, che è il concetto di metacinema, diciamo. E in effetti il concetto di metacinema è, fin dal nome, no, potrebbe essere un concetto respingente, soprattutto per chi non si occupa di cinema, non ha fatto per esempio studi di cinema, no, e non vive continuamente le querelle, come si diceva una volta, teoriche, cinematografiche, che forse talvolta sono anche inutili. So che qui tra di noi ce ne sono diverse che seguono queste querelle, no, io conosco Rossella, forse molti altri. Infatti. E questo invece, diciamo, che è però secondo me interessante, perché pur se lavora, dopo magari dico anche io due cose su che cos'è il metacinema, così facilitiamo anche questo incontro, ma quello che mi sembra interessante è che Chiara propone questa riflessione teorica cercando di aggiornarla alla contemporaneità, e soprattutto la scelta degli autori, che sono autori stra noti, diciamo, no? Appunto, come Lynch, De Palma e Cronenberg, rappresentano sostanzialmente questa nuova declinazione dell'aspetto metacinematografico che non a caso anche lei rilegge sostanzialmente come, da sue parole, in chiave postmoderna. Guarda, fondamentalmente perché sono tematiche che mi appassionano da sempre. Questo lavoro è frutto della mia tesi di laurea, deriva da quello, riveduta e corretta. Sono tre autori che amo molto e anche come concetti, sono concetti che amo molto, proprio la riproduzione della realtà, guardare oltre la superficie delle cose per ritrovare un senso più compiuto andando oltre, andando a fondo. Questi tre autori a modo loro accentuano questa riscoperta, diciamo, della realtà, più che riscoperta, questa realtà vista in maniera molto più avanzata e più profonda rispetto magari ad altri autori che si fermano più a colpire con le immagini semplicemente, senza dare doppie chiavi di lettura di quello che si sta vedendo. Sono pure più complessi, credo, rispetto ad alcuni da comprendere. Magari Lynch, in particolar modo ci sono alcuni film che sono proprio, cioè che uno li guarda e si chiede ma che vuol dire? Ed è bello anche questo, andare a fondo su cose che sembrano superficialmente incomprensibili, poi tentando di ritrovare un senso comune al prodotto. Sì. E senti, ogni volta che ti confronti con questi tre autori diversi, sostanzialmente ti avvicini poi a delle teorie, insomma, non soltanto cinematografiche, metodologiche, ma appunto dalla psicanalisi. Credo che sia molto interessante, e infatti gli dedichi anche tutto un secondo capitolo, quindi una parte anche ai principi, appunto quelli, agli archetipi, quelli della tragedia greca, la mimesi, eccetera. E vuoi per esempio anche parlare di questo, di come hai pensato di chiamare in causa, poi l'altro elemento fondamentale chiaramente sono le teorie psicanalitiche. Sì, di Otto Rank, per esempio, allievo di Freud, del doppio, il doppelganger. Esattamente, sì. No, anche queste sono cose appunto che mi hanno sempre interessato, e ho trovato un filo comune nelle opere di questi registi, una chiave di lettura comune, dove è presente appunto la riproduzione della realtà ed emerge la figura del doppio, un doppio del reale, un doppio anche personale dei personaggi. Ogni personaggio ha una sua copia speculare che viene fuori. Mi sono rifatta al teatro greco perché, come molti sanno,
cinema parte proprio a basi molto classiche, il teatro innanzitutto e da lì il cinema che ne è derivazione. Proprio da un punto di vista strutturale una sceneggiatura base si rifà al modello aristotelico,